C'è nell'aria qualcosa di magico a Natale. Saranno le musiche, saranno gli addobbi, sarà il desiderio, forse mai definitivamente riposto, che Babbo Natale arrivi per tutti. Saranno tutti questi elementi assieme ed ecco questa magia arrivare anche in quel di Eraclea e precisamente al centro servizi Anni Sereni. Siamo nella, chiamiamola casa di riposo, centro servizi si chiama, ecco, che è diciamo una casa di riposo un po' diversa dagli altri, infatti si chiama Anni Sereni. Diciamo che è un centro servizi. È un centro servizi. Per anziani. Ecco, sì. Abbiamo qui la presidentessa, la dottoressa Mason, che ci dirà un attimino cos'è e com'è organizzata. Perfetto, allora io sono Paola Mason, sono la presidente di un gruppo di cooperative che lavorano esclusivamente nel sociale a 360 gradi, perché il nostro obiettivo è quello proprio di gestire strutture per persone in difficoltà. Noi, il nostro consorzio, il nostro gruppo di cooperative accoglie e assiste persone da 1 anno a 100 anni. In questo caso specifico, questo è un centro servizi per anziani, per persone auto e non autosufficienti, è in grado appunto di accogliere 136 persone, oggi abbiamo 130 ospiti, per cui siamo direi quasi al completo. Il nostro obiettivo è quello di fare il più possibile, fare in modo che la persona si senta in un ambiente accogliente, sereno, dove il servizio dal socio-assistenziale al riabilitativo, sia fisico che cognitivo, sia al centro del nostro stare assieme e del nostro lavoro. Effettivamente io l'ho visitata, diciamo che qui si respira un'aria di famiglia e sono trattati tutti con amore, però abbiamo anche un obiettivo, vedere se riusciamo ad aumentare i posti convenzionati. I posti convenzionati, sì. Ecco, allora noi in questo momento abbiamo 74 posti convenzionati, gli altri sono tutti a titolo privato. Logicamente il ricovero a titolo privato per il familiare è un peso non di poco conto, per cui il nostro desiderio, la nostra aspirazione è proprio quello di riuscire a ampliare questo numero di posti letto convenzionati per dare respiro soprattutto ai familiari. E ci riusciremo. Me lo auguro con tutto il cuore. Se Natale è amore, condivisione, una carezza, una parola, un'attenzione, un sorriso, qui al centro Anni Sereni Natale è tutto l'anno. Ma per gli auguri, ecco, per quelli si è pensato ad un pomeriggio speciale. E cosa può rendere il ricordo della giovinezza più vivo, se non la lettura di qualche testo in dialetto, perché questa era ed è la lingua parlata dagli ospiti, e nella musicalità dei versi che portano il dialetto a lingua nobile, a lingua poetica, corre l'orologio del tempo. Tanta bella musica nel sabato pomeriggio di auguri, perché anche questa fa battere il cuore, soprattutto di chi giovane non è più, ma il cuore non conosce il tempo, il cuore aspetta, il cuore ricorda, ama e vuole essere amato.